si poteva intervenire, diciamo, con tempistiche diverse sicuramente, però qui siamo a un dibattito che va avanti ormai da 2 anni, cioè ci sono stati incontri, ci sono state decisioni, si è dato ascolto, si sta lavorando ovviamente per trovare altre soluzioni legate ai parcheggi, però quello, diciamo, che continuerei a consigliare a questa Giunta è di intervenire sui servizi alternativi, cioè alla macchina. Quindi potenziare il trasporto pubblico locale laddove si può. Poi abbiamo il problema che arriva a Udine e non trovi gli autisti con cui fare questo tipo di interventi. Ci sono tanti problemi e ovviamente vanno risolti, perché se vogliamo andare in una determinata direzione non lo possiamo fare lavorando solo su un aspetto, ma come vede poi ci sono tante cose che non vanno. Una di queste sicuramente è cercare di far capire ai cittadini, almeno a quelli che possono, che parcheggiare a 50 metri di distanza non è un delitto. Si può fare. È una zona che diciamo che è nella cintura subito fuori a quello che è il centro, quindi secondo me poteva tranquillamente rimanere un parcheggio, magari riorganizzato, magari messo un po' a posto, oppure benissimo la riqualificazione di Piazza Garibaldi nel momento in cui ho una serie di parcheggi, una serie di mobilità dove insomma tutti stiamo lavorando per cercare di migliorarla, ma sappiamo che non è facile. È stato detto, non è neanche una questione solo di colore politico, è una questione che non è facile, è vero, anche una questione culturale, perché noi siamo abituati a muoverci in macchina dappertutto. Però allora, nel momento in cui poi questi problemi sono risolti, secondo me poteva essere uno step successivo eventualmente la riqualificazione di Piazza Garibaldi.